Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus. Per quanto riguarda la provincia di Treviso, partiamo subito dalla tribuna di Treviso. Trionfo di Mario Conte, il centro-sinistra si ferma al 28%, la crisi del PD, persa anche San Biagio, una giovane sindaca di 28 anni ha vinto lì, la Pillon, Avedelago, Perin e Romano al ballottaggio, Mareno modulo al 90%, ma quello si sapeva, insomma sono vittorie annunciate. Vedete che la tribuna dedica molto spazio a questo 64,7% di Mario Conte, ma era una vittoria molto annunciata. È la festa di Imoco, la ribalta piegata Milano, quinto tricolore consecutivo. Poi altre notizie di cronaca: furto e pestaggio da Food Locker, 2 arrestati hanno 18 anni e una donna di 75 anni precipita e muore davanti al marito al bivacco dei Lof. Poi lo vedremo anche in altri giornali. Andiamo a vedere su Corriere del Veneto invece che cosa si dice. Conte trionfa a Treviso, Vicenza in bilico, confermato il sindaco uscente, ringrazio 2 maestri. Si parla moltissimo di politica sui giornali di oggi, vedete le percentuali, ma trapiantato il primo cuore morto, con una foto del professor Gerosa. Sarà è una notizia molto importante, trattata da tutti i giornali e anche da tutti i mezzi di comunicazione. Possa mai in volo, gran rimonta, ma non è finita. Si parla di Vicenza qui e lo scudetto che ce l'ha sempre Conegliano. Per la quinta volta Conegliano si porta a casa il massimo titolo italiano nella pallavolo. Diamo un'occhiata anche al Gazzettino, naturalmente la prima pagina, boom Conte, Vicenza in bilico, anche qui si parla molto di politica. Notizia di cronaca: blocca il ladro preso a calci sulla testa dal complice. Ma vedete, Padova, primo trapianto del cuore da un cadavere, notizia che impera dappertutto. Proprio è una notizia importante, che è anche nella pagina di Notizie Plus. Adesso noi in prima linea qui abbiamo Treviso, muore donna di 75 anni precipitata durante un'escursione, vede l'ago sorpresa a fotografare la scheda, e le scuole che riapriranno il 13 settembre. Una notizia più regionale, ma addentrandosi vedete che troviamo anche trapianto da cuore fermo eseguito a Padova. Naturalmente questa è una notizia che viene da Padova, ma noi torniamo sulla pagina di Treviso e vediamo tutte le altre notizie che abbiamo dato finora, ma potete seguirle anche andando all'interno del nostro portale. È tutto per le notizie che riguardano la provincia di Treviso. A domani.